Eder. Mech. Pallister. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021, ignoti si erano intrufolati nel recinto del presepe natalizio allestito in Piazza Unità d'Italia, a Trieste, mandando in frantumi la statua di una delle pecorelle collocate dinanzi alla mangiatoia dove giace la Sacra Famiglia. Nelle scorse ore, l'esame delle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza nascosto all'interno dello stesso presepe ha rivelato i volti dei protagonisti dell'atto vandalico. Secondo quanto riportato sulle colonne del quotidiano locale, i responsabili sembrerebbero essere 3 ragazze, le quali, ignare di essere viste, attorno alle ore 03:00 del mattino, per motivi ancora da acclarare avevano deciso di compiere il deplorevole gesto col favore delle tenebre. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Una volta risaliti alla loro identità, le giovani rischiano una denuncia per danneggiamento come prescritto dall'articolo 635 del Codice Penale. In materia di reati perpetrati ai danni di cose mobili ed immobili altrui destinate all'uso pubblico. Chissà se queste o altre telecamere di videosorveglianza possano avere ripreso il transito fulmineo di Sebastiano Visentin la mattina del 14 dicembre allorché stava provando la sua nuova, fiammante GoPro appena comprata giusto pochi mesi prima. Di certo il marito di Liliana, rivelando in modo tardivo questi suoi frenetici passaggi, ha fatto sì che le telecamere di videosorveglianza triestine fossero sovrascritte quando gli inquirenti hanno provato a verificare il suo funambolico tour. Mentre li invito a cercare su Instagram foto di Trieste o di Piazza dell'Unità o comunque di tutti i luoghi protagonisti del giro di Sebastiano in GoPro è sempre aperto, iniziamo a mostrare qualche foto della stessa piazza. Qui ci trovavamo al 5 dicembre 2021, la piazza come vedete è piuttosto addobbata. E adesso andiamo a vedere un breve video del 16 dicembre 2021, ecco com'era la piazza 2 giorni dopo il passaggio di Sebastiano. Come metro di paragone ricordiamo sempre che il 14 al passaggio di Sebastiano la piazza si trova addobbata in questo modo.
2 giorni fa ho raccolto la testimonianza di una donna mascherata che ha anche amicizie tra i medici legali di Trieste e da informazioni che ha raccolto questa persona sembrerebbe emergere un dato importante. In molti hanno preso in giro Claudio Sterpin dicendo fosse impossibile che nessuno sapesse della sua storia con Liliana. In realtà a Trieste ci sarebbe un graduato che sa esattamente tutto di questa storia, ma che per ragioni personali ha chiesto a Sterpin di non essere mai citato. Sterpin a quanto pare sta mantenendo questo segreto, ma io spero che prima o poi, nel bene comune, questa persona decida di venire fuori e raccontare tutto ciò che sa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.